Alessandro Ronchi. Francesco, a te la linea. Grazie regista, un abbraccio a tutti i radioascoltatori, un grande saluto ai nostri radioascoltatori. Come sempre la nostra trasmissione delle 10 del sabato è diventato un appuntamento. Spero che da settimana prossima possa raggiungerci Tina Ghilardi, finalmente. Abbiamo approntato nuovi strumenti tecnici. Un abbraccio a Matteo, un abbraccio a tutti voi. Il dato della politico della settimana scorsa è ovviamente incentrato su quanto accaduto domenica scorsa. Ora, per la prima volta dopo 35 anni non ho potuto essere presente perché, avendo una nipotina di 2 anni che frequenta l'asilo, quindi una bomba di virus, mi sono ritrovato in una situazione tale per cui avrebbero dovuto approntare un bagno apposta per me nel momento in cui mi fossi presentato. Però ho seguito attraverso la radio tutto quanto con attenzione, tra l'altro una radiocronaca fatta veramente bene, a più voci e con approfondimento. Quindi anche di questo c'è da ringraziare Giulio Cainarca. Qual è il quadro che si presenta? Il quadro che si presenta è questo. Da sempre, da 35 anni, quei raduni hanno avuto una caratterizzazione che sotto il profilo politico, socio-politico, è molto diversa rispetto alle adunate, alle riunioni degli altri partiti. Ricordo le adunate del Partito Comunista in piazza, ricordo le grandi adunate della Democrazia Cristiana in piazza, ricordo in particolare i festeggiamenti del 1° maggio, del 25 aprile, che erano una contrapposizione di bandiere fra quelle dei democristiani e soprattutto quelle dei comunisti. Ora, tutte manifestazioni di massa, più che di massa, di tanta gente che si radunava, ma spesso di massa, che tuttavia erano lì per un'idea, per un'ideologia, per sostenere un cumulo, un grumo di idee che si contrapponevano ad altre idee. Quindi, comunque sia, per quanto spettacolari, per quanta gente ci fosse in piazza, si trattava di riunione di partito, cioè ideologia o idee, quello che si vuole. Qui la cosa è diversa. È nata diversa fin dall'84, cioè riunioni di rappresentanti di popoli, quindi che hanno portato i loro costumi, le loro credenze, le loro abitudini, le loro esigenze, i loro bisogni, i loro problemi, le loro soluzioni, i loro punti di vista, comprensivi di ciò che è il loro territorio su cui sono insediati. Popoli diversi, popolazioni diverse, che nel loro insieme portano ad altre popolazioni ciò che esse sono. Per far che cosa? Per incontrarsi, per unirsi, per capirsi e, se possibile, e nei limiti del possibile, avere una coesione, formare un popolo, un insieme di popoli che per certe parti mantengono le loro caratteristiche, per altri uniscono le forze. Questa è la diversità. E vi dirò che questi raduni li ho sempre visti come uno dei pochissimi tentativi della realizzazione dell'auspicio dello scrittore e politico piemontese Massimo d'Azeglio, quando disse:
fatta l'Italia, facciamo gli italiani, adesso bisogna fare gli italiani. In effetti il tentativo, uno dei pochi tentativi di unione, non ancora tra l'altro ancora imperfetta, perché è sotto gli occhi di tutti che è ancora imperfetta. C'è un terzo del territorio italiano che è sostanzialmente controllato dalle forze della criminalità, e è un dato oggettivo. Ora, questo tentativo è uno dei pochi, è quello che è avvenuto dal 1987-88, mi ricordo nel fango si era, a oggi. Cioè, praticamente la differenza anche procedurale è proprio quella, cioè il portare da un lato, prendere atto che ci sono delle popolazioni con delle loro caratteristiche, con delle loro specificità, che devono avere l'intelligenza di saper mettere in comune ciò che è comune e ciò che è compatibile, e dall'altra parte invece nei partiti storici, ma anche quelli attuali, l'ideologia, il tifo per un soggetto, per un capo, la contrapposizione sostanzialmente di parte. Qui non c'è parte, ci sono tanti, o meglio, ci sono tante parti che rappresentano però un tutt'uno, particelle unitarie, e vedono di mettersi insieme. Massimo D'Azeglio, fatta l'Italia, cerchiamo di fare gli italiani, però è uno dei pochi tentativi, e mai percepito pienamente come tale, è stato proprio questo, la grandezza di questo tentativo. Ora si mette il secondo aspetto, molto, molto importante direi, che tra l'altro segue il filone delle conversazioni che abbiamo tenuto sul significato di democrazia, democratos, potere del popolo, e della sua attuale crisi, è proprio ciò che abbiamo toccato con mano, che si è toccato con mano, perché nel momento stesso in cui si vanno a difendere posizioni che implicano uno stravolgimento dell'ordinamento giuridico, da quel momento si è al di fuori di quella che è almeno la parte apparente, formale, del democratos. Siamo al di fuori. Si dice che si dipende da un qualcosa che sta oltre, che sta sopra, che può ordinare, che è sovraordinato. Da quest'altra parte invece si è rivendicato il fatto che, per quanto imperfette, per quanto fatte male, per quanto da riformare, quelle strutture rappresentano comunque quello che è l'ordinamento di un popolo, e quell'ordinamento va rispettato. E chi esegue, chi fa ciò che l'ordinamento chiede, va difeso. E questo è un altro ulteriore aspetto. Ma quello che più, almeno per quanto mi riguarda, ascoltando la trasmissione, la diretta, quello che più mi ha colpito è stato ovviamente, ma penso sia stato così per tutti, la partecipazione internazionale. Partecipazione internazionale che si è caratterizzata, di là dalle polemiche, dalle sciocchezze che si sono dette, si è caratterizzata per due aspetti. Uno, se si vuole costruire l'Europa, l'Europa così com'è costruita adesso, cioè attraverso un ente burocratico che è impropriamente chiamato Unione Europea, ma è un ente burocratico, costruita attraverso un ente burocratico che davanti all'emergenza della guerra scatenata da stati, ma scatenata dall'invasione da parte della Federazione Russa dell'Ucraina, ma scatenata anche da altre forze di cui non si ha contezza. Bene, questa Unione Europea, rivelatasi inerme, totalmente inerme davanti a quello che è successo,
ha dimostrato che un ente burocratico non può rappresentare degli stati, perché gli stati sono fatti da gente, da persone, da popoli che hanno specifiche caratteristiche e che hanno l'interesse a mettere in comune ciò che hanno interesse a mettere in comune, rispettandole. Quello è il potere del popolo, Democratos, che diventa poi anche il potere di accordarsi col Democratos, col potere di altri popoli. Quindi l'Unione Europea, come ente burocratico attuale, va cambiata. Unione Europea nel senso di ente burocratico, va cambiato. Va cambiato in qualcosa che rispetti o riesca a rispettare, a essere una finalizzazione di quel democratos dei singoli popoli europei. Questi popoli costituiscono l'iridescente bellezza dell'Europa e che sono il motore di una civiltà che è senza pari oggi, è stata almeno senza pari al mondo che ha insegnato, che ha tutte le invenzioni, tutto il benessere che abbiamo, l'avanzamento che abbiamo avuto, lo dobbiamo alla civiltà europea. Poco da dire, poi ci siamo combattuti fra di noi, però il livello è dato dalla nostra civiltà di cui dobbiamo essere consapevoli. Grande civiltà che non è soltanto nelle grandi città, a Roma come a Milano, Berlino, Parigi, ma è tanto insediata nei piccoli centri, nelle nostre valli, dalla Val di Magna alla Val Brembana alla Val Seriana per quanto riguarda la Bergamasca, come nelle altre valli, che se le visitiamo vediamo che hanno monumenti, hanno residui, ricordi del passato formidabili e che sono la base culturale. Ecco, quella base deve poter arrivare al vertice di un ente che sappia essere rappresentativo di questa civiltà, di questa capacità d'essere. Quindi un ente diverso, un ente politico, non un ente burocratico. Ora, l'impressione mia, ascoltando la trasmissione radiofonica, sempre in virtù del fatto che della nipotina bomba di virus, quello che mi ha più colpito è che tutti i grandi ospiti intervenuti, grandi perché hanno saputo dire cose che forse non eravamo abituati a sentire, con quegli accenti, con quelle modalità, con quei punti di vista. Abbiamo imparato anche ad ascoltare accenti, punti di vista che sono diversi. Lo sanno bene, ad esempio, i nostri migranti, quando andando in Svizzera piuttosto che in Germania o in Francia, si trovano a confrontarsi, sia pure su basi compatibili, a confrontarsi con mentalità diverse. Abbiamo sentito l'espressione di esigenze popolari e di mentalità diverse. Quindi non tutte per noi accettabili, non tutte per noi comprensibili nel senso di essere d'accordo. No, non tutti, non su tutto si può essere d'accordo, tutti però molto chiare in una linea che è chiara per tutti. Se vogliamo fare l'Europa, occorre studiare metodi, criteri diversi per poter arrivare ad avere un ente, avere una rappresentanza che sia politica e non un ente burocratico, come è l'Unione Europea, al di là della denominazione che ha. Quello che ancor più mi ha colpito è che i rappresentanti, grandi rappresentanti, gli alti rappresentanti di popoli europei diversi abbiano chiesto a noi che cosa fare, come procedere, perché la domanda era implicita. Non hanno esposto delle teorie, non hanno esposto delle vie attraverso le quali raggiungere lo scopo. Non ho sentito io, salvo che abbiano tagliato la trasmissione, ma non mi sembrava, era in diretta. Ora,
non l'hanno, nessuno ha saputo, hanno detto soltanto vogliamo una rappresentanza effettiva, vogliamo che effettivamente l'Europa sia l'Europa dei popoli. Questo è quello che hanno detto. Bella, per carità, è una finalità, è una cosa molto interessante, molto importante, però poi bisogna realizzarla. Ci vogliono gli strumenti per fare questo e l'impressione che ho avuto è che siano venuti a chiedere sostanzialmente se noi sappiamo come si fa, perché la storia, la lontana, fin dall'inizio, la storia che è nata lì, in quel luogo, è una storia che è fatta, che è un canale che va in quella direzione. E questi sono venuti a chiederti sostanzialmente come si fa, perché questo è un po' quello che è venuto fuori. E come si fa? Noi abbiamo un grandissimo patrimonio di dottrine, patrimonio culturale, di dottrine a riguardo. Qui abbiamo anche delle grandi colpe, e cioè è un patrimonio che è poco conosciuto dagli stessi parlamentari. Non sanno, tante volte quando ne parlo con loro sa neanche di cosa si stia parlando. Ritengono che si parli di antiquariato. No, sono idee attuali che vanno rivitalizzate, che vanno rinfrescate, che vanno attualizzate. Ovviamente le circostanze rispetto a 40 anni fa, 30 anni fa sono cambiate, però vanno attualizzate, riportate, perché è soltanto attraverso metodologie che consentano ai singoli popoli di essere protagonisti indirettamente, anche ai più alti vertici dell'Europa, che si può arrivare a creare, ad avere effettivamente un'Europa e non una roba veramente un po' a brandelli come quella alla quale abbiamo dovuto assistere in questi 2 anni, con degli eserciti che distruggono e impazzano sul suolo europeo. Che questo poi è quello che colpisce di più. E noi, tutti insieme, viviamo in un'economia più o meno di guerra, sopportando conseguenze economiche spaventose per qualcosa che non sappiamo neanche né a cosa serva, né perché è nato, né per quale motivo si sia accesa la miccia. Non lo sappiamo. Abbiamo il sospetto che ciò corrisponda anche a interessi di entità che con gli stati, con i popoli, hanno niente a che vedere e che stanno regolandosi i conti fra loro sulla pelle dei popoli. Questo è il sospetto che c'è e che si ha. Ora, sono venuti a chiedere il metodo, come si fa a capire come si fa per poter arrivare ad avere un soggetto che non sia quella specie di larva che ha dimostrato di essere oggi. Bene, dal punto di vista economico per carità ha anche funzionato, ma dal punto di vista politico zero. Ora, bene, loro ci aspettano questo. Sicuramente si è saliti nella considerazione e nel gradimento dei popoli europei. Il nostro nome è sulla bocca di tutti, non c'è il minimo dubbio. In Europa, in positivo e in negativo, potremmo anche dire, basta che se ne parli e va bene. Però questo è il quadro che si disegna, ma alla fine poi bisogna essere anche concreti, come sappiamo essere concreti noi. Io parlo da lombardo, da bergamasco, noi lombardi bergamaschi siamo così. Alla fine un indizio, un qualcosa di concreto sul profilo della metodologia, visto che la possediamo, bisognerà pur darlo. E forse sarebbe anche opportuno riprendere a studiare, a conoscere quello che è il patrimonio immenso delle idee politiche che stanno alla base, perché questa ricostruzione, questo riappropriarsi, reintroiettare queste conoscenze
è ciò che serve non solo a noi, perché è evidente che siamo stati chiamati su un palcoscenico europeo, quindi non solo a noi, ma anche agli altri popoli europei. Non è che si voglia fare né i maestrini né essere i primi della classe. Si tratta di avere coscienza e consapevolezza del patrimonio di idee che abbiamo, il patrimonio dottrinario, elaboratissimo, che abbiamo, che è dimenticato in qualche scantinato da qualche parte, non ho ben capito, tirarlo fuori, rilucidarlo, per poterlo offrire come il più bello, il più smagliante dei doni a quelli che sono i fratelli europei. Perché sono venuti a chiedercelo. Questa è la sensazione netta che chiunque riascolti, io mi auguro che venga rimandato in onda quella diretta. Chiunque ascolti quella diretta, in particolare nella sua parte finale, quando parlano le alte rappresentanze straniere, è chiaro che la domanda, la richiesta è quella lì. E cioè, noi siamo consapevoli di un nostro democratos, del potere che spetta a ciascun popolo, però non sappiamo bene come fare per far sì che il democratos di ciascun popolo si colleghi, si unisca, rafforzi, diventi una forza col democratos dell'altro popolo e degli altri popoli. Perché pensate a quanti sono sul territorio europeo questi popoli. Quindi abbiamo fatto una bellissima figura, cosa splendida, però abbiamo anche una grandissima responsabilità. Ed è una responsabilità che va dai vertici alla base. Tutti dovrebbero rendersi conto che domenica scorsa ci è stata rivolta una pressante, appassionata richiesta di dare una mano. Dare una mano in senso culturale, in senso politico, ma non solo, anche in senso costruttivo. Come si debba operare non spetta a me dirlo. Primo, non so se quello che sto dicendo sia condiviso e fino a che punto possa essere condiviso. Penso, senza tirarmela tanto, penso che Matteo per le robe qui le condivida perfettamente. Ma non so però quanto sia, come sia vista e quanto sia vista. Dobbiamo prendere atto che anche la riforma funzionale che è stata posta in atto della cosiddetta autonomia differenziata è parziale, perché quindi primo passo benissimo, va tutto bene, però è funzionale, perché è parziale, perché quello che ci viene chiesto è qualcosa che va in là, qualcosa che va in più, qualcosa di grande. Quindi se sapremo accogliere la richiesta dei fratelli europei, sapremo anche in che modo marciare nella direzione di andare in loro aiuto ed essere quelli che dignitosamente siamo sempre stati e abbiamo sempre dimostrato di saper essere. Che questa poi è l'altra base, la dignità nostra, le nostre capacità al servizio degli altri, in attesa che altri facciano altrettanto nei nostri confronti. Reciproca la cosa. E la reciprocità non è mai da dimenticare. Un abbraccio a tutti voi, un abbraccione a Matteo, un abbraccione a Tina, a risentirci a Dio piacendo sabato prossimo alle 10. Avete ascoltato Centro